Rastelli, campionato italiano che è entrato nel vivo, 4 squadre in testa, saranno loro le protagoniste ancora? Credo di sì, Napoli, Inter, Milan e Atalanta credo che si giocheranno lo scudetto. Normale che squadre come la Juve, che sono dure a morire, anche come Orgoglio, possano magari recuperare un po' di terreno, però queste 4 le vedo le più avvantaggiate per giocarsi lo scudetto fino alla fine. Che è successo al Napoli in queste ultime settimane? Al di là degli infortuni c'è qualcosa che non ha funzionato? No, credo che sia successo un po' come era successo un po' l'anno scorso, quando una serie di infortuni nel momento di massimo impegni, no, ravvicinati, giocando ogni 3 giorni, naturalmente perdere giocatori come l'ha perso il Napoli veramente molto importanti ti può far perdere qualcosa. È normale che la sconfitta di ieri forse non era preventivabile ed è stata secondo me figlia di tutto quello che hanno speso magari in settimana, giovedì, dove hanno voluto a tutti i costi passare il turno facendo una grande prestazione e forse l'hanno pagata un po' sotto l'aspetto più che altro mentale che fisico. Al netto degli infortuni ti aspettavi un impatto così importante di Luciano Spalletti? Me lo auguravo, me l'aspettavo perché è un grande allenatore, quindi un allenatore di grande personalità, di grande esperienza, ha allenato grandissime squadre, quindi è stato bravissimo ad entrare subito nella testa di questi calciatori. Quindi il Napoli di un mese fa era un Napoli straordinario e che sicuramente ritroveremo nel momento in cui ritroverà tutti gli effettivi. Europa League, Napoli-Barcellona, che sfida è? Bella, affascinante, credo sia stimolante soprattutto per i calciatori del Napoli e credo che abbia, ripeto, se ritroverà tutti gli effettivi, buone possibilità di passare il turno. Massimo, il campionato dove lo vedi, il campionato di Senato? Lo dicevo prima, campionato molto equilibrato dove ci sono... Chi potrà avere gli scotti finali? Ci sono 4 squadre che secondo me se lo giocano. Il Milan, come l'Inter l'anno scorso, non facendo le coppe potrebbe avere un piccolo vantaggio perché preparare le partite avendo tutta la settimana a disposizione, questo può avere un piccolo grande vantaggio. E domenica c'è proprio Napoli-Milan? Sì. Anzi, Milan-Napoli. Sì, credo una partita importante per tutte e 2 le squadre. Vengono da un momento non facile, nessuna delle due, e quindi sarà una gara molto aperta dove io credo che il risultato condizionerà fino a un certo punto, perché ripeto ci sono ancora tantissime partite, però naturalmente chi vincerà potrà fare un rush finale con più ottimismo. Cosa è la differenza in partite del genere? Partite di alta classifica con comunque tanti infortuni di prestigio? Ovviamente giocare bene, sbagliare il meno possibile, lo vediamo, no? Anche queste squadre di grandissima qualità quando offrono prestazioni che sotto l'aspetto tecnico sono un po' meno belle, pagano dazio, quindi la qualità fa la differenza e naturalmente quel pizzico di determinazione in partite così equilibrate dove veramente l'episodio può propendere da una parte piuttosto che dall'altra. Scendendo di categoria, lei ha vinto chiaramente con la Juve Stabia, ha vinto anche con l'Avellino. In questo momento il Bari sembra essere in pool. Che idea si è fatta del girone C? È che fino all'ultima giornata c'è da sudare, quindi l'abbiamo visto anche l'anno scorso, no? 9 punti possono sembrare tanti, ma sono alla fine 3 vittorie, basta un momento negativo, soprattutto con le pressioni che ha una piazza come Bari, e in un attimo senti il fiato sul collo. Quindi